Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Mario Brancati merita questo grazie non solo per la sua attività amministrativa, poiché è stato un amministratore serio e puntuale, ma anche per la sua instancabile e mirabile attività sociale. Gorizia si sta preparando, insieme a Nova Gorizia, a essere capitale europea della cultura del 2025. Ecco, Brancati non ha mai rinunciato alla cultura, tanto che negli ultimi anni si è laureato in storia. Chi si occupa della storia si occupa dell'umanità vera. Se tutti studiassero la storia fino in fondo, fosse quello che sta accadendo ai confini con l'Europa, con la lacerazione e il dolore che porta alla guerra, non sarebbe mai accaduto. Grazie, allora, per questo momento dedicato a chi ha operato e opera nel cuore, alla città di Gorizia in tutte le sue declinazioni, all'arcidiocesi e tutti coloro che continuano a dare un esempio virtuoso per le nuove generazioni. Sono le parole dell'assessore regionale al patrimonio, Sebastiano Callari, intervenuto questo pomeriggio a Palazzo de Bassa a Gorizia, in occasione della cerimonia di consegna del 22° premio Santi Ilario e Tiziano, città di Gorizia, a Mario Brancati, nel giorno dei santi patroni del capoluogo isontino. Presente alla consegna dell'illustre riconoscimento il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, il decano della città, Don Fulvio Marcioni, e l'arcivescovo di Gorizia, Monsignor Roberto Maria Radaelli. Nel corso della serata sono stati consegnati anche 2 riconoscimenti speciali a Enzo Bevilacqua, ricevuto dal figlio Stefano, e alla Croce Verde Goriziana. Assessore Roberti, oggi l'incontro con la delegazione proveniente dalla Sardegna è una delegazione particolare perché rappresentava persone originarie dall'Istria che 70 anni fa sono immigrate da esuli e si sono trovate a vivere in Sardegna. Sul dramma dell'esodo delle foibe fino a non molti anni fa c'era un sostanziale oblio, fortunatamente dal 2004 ne cominciamo a parlare, ormai è una tragedia, un dramma conosciuto dalla maggior parte dei cittadini italiani, ma ci sono ancora dei piccoli pezzi di storia da scoprire. Questo è il caso della città di Fertilia, una città che è stata di fondazione, è iniziata a costruire negli anni 30, nei primi anni 30 del Novecento, poi abbandonata a causa dello scoppio della guerra e ripopolata nel dopoguerra dai tanti esuli che, lasciando le proprie case in Istria, Fiume e Dalmazia, sono andati ad abitare proprio a Fertilia, ripopolandola. Le curiosità sul tema sono tante, basti pensare che in questo momento troviamo delle vie dedicate a Fertilia, dedicate ai tanti comuni dell'Istria abbandonati. Basti pensare che ancora oggi si sente parlare in quelle vie nel pieno della Sardegna, si sente parlare in un dialetto molto familiare a noi, quel dialetto veneto tipico di quelle zone. Quindi la delegazione di oggi e la visita di oggi è importante anche per poter riallacciare un rapporto e far conoscere un pezzo di storia dimenticata e valorizzare attraverso quel pezzo di storia i rapporti tra 2 regioni a statuto speciale, oltretutto, come il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna. Oggi parte un dialogo, vogliamo costruire questa forma di collaborazione sempre più costante che poi potrà avere dei risvolti anche di carattere turistico e di conoscenza reciproca di territori così lontani e così vicini. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.